Care democratiche e cari democratici, care cittadine e cari cittadini, innanzitutto vi ringrazio per essere così numerosi questa sera a questo avvenimento importante. Porto il saluto del PD veneziano, di tutto il Partito Democratico, al nostro segretario nazionale Pierluigi Bersani, che ringrazio per essere qui oggi insieme a noi per sostenere la nostra campagna elettorale, al candidato governatore del Veneto Giuseppe Bortolussi e a Giorgio Orsoni, nostro candidato sindaco. Sono loro che aspettate di sentire e quindi mi limito a poche parole, a qualche parola per dire grazie di cuore a tutti gli iscritti del Partito Democratico di Venezia e a tutti gli elettori, perché è grazie a loro, è grazie a tutti voi che il PD veneziano oggi può sentirsi orgoglioso, anche di fronte a questa sfida importante che avremo. Il PD di Venezia ha saputo in queste settimane rendersi protagonista della nuova politica. Siamo stati negli ultimi mesi un esempio virtuoso anche per la politica nazionale. A Venezia il PD ha scelto la partecipazione, ha scelto un percorso trasparente, ha scelto di allargare le alleanze al centro e alle forze moderate di questo territorio. Abbiamo fatto le primarie, le abbiamo fatte senza rete, sono state delle primarie vere, con dei candidati tutti competitivi e questa sera permettetemi il mio saluto vada anche a Laura Fincato e a Gianfranco Bettini, per la tenacia e la generosità che hanno saputo esprimere durante le primarie e farle diventare effettivamente vere. Abbiamo così dato ai cittadini la possibilità di discutere sul futuro della nostra città. Ci siamo confrontati al nostro interno, ma sempre nel rispetto reciproco, e ne siamo usciti tutti più forti e, permettetemelo, anche più uniti. Abbiamo dato la possibilità ai cittadini di scegliere il leader migliore, il più adatto, non solo per sconfiggere il centrodestra, ma per aprire un nuovo ciclo politico e amministrativo. E i cittadini democraticamente hanno scelto. Hanno scelto Giorgio Orsoni, una persona indipendente, e con l'aiuto di ognuno di noi il 30 marzo Giorgio Orsoni sarà il sindaco di questa città. Un uomo in grado di unire una larga coalizione di forze non sulla base di posti, ma di valori condivisi e di programmi concreti. Un cittadino, commentando uno dei video che abbiamo fatto per la campagna elettorale di Giorgio, ha scritto: non ha bisogno di scorta, non ha bisogno di escort, non ha bisogno di auto blu. Questo è il sindaco che vorrei per Venezia, uno di noi e non un alieno. Un uomo in grado di riportare i cittadini al centro dell'azione di governo, per un governo non solo di democrazia rappresentativa, ma anche e soprattutto di democrazia partecipata. In questo modo il PD veneziano ha reso concreta la missione originaria del partito, nato per cambiare il paese, ma cambiando un po' anche la politica e riportandola al suo ruolo di servizio ai cittadini. Ora affrontiamo forti e uniti questa grande prova. È una sfida di importanza nazionale. Fra 10 giorni, ne sono convinto, non batteremo soltanto il candidato sindaco del centrodestra. Fra 10 giorni sconfiggeremo un ministro di questo governo e gli diremo che provi a far bene il proprio mestiere, perché oltre a proclami e fantasie che abbiamo sentito in questi giorni, dobbiamo ancora vedere un solo vero risultato per i cittadini di questo territorio e di tutto il Paese. Se siamo qui oggi è perché amiamo troppo la nostra città, per permettere che Venezia venga governata da chi sta governando così male il nostro Paese. Venezia non solo deve difendere la propria storia democratica e di politiche sociali all'avanguardia. Venezia deve ancora di più rappresentare una città modello per il futuro, la vera città ecosostenibile del terzo millennio. E Venezia dovrà essere il prototipo dell'alleanza politica vincente da proiettare, speriamo, anche su scala nazionale. Care democratiche e cari democratici, il nostro avversario qualche giorno fa ha lanciato, in perfetta solitudine, un appello al voto utile, un voto utile soltanto a se stesso. Noi oggi, tutti insieme, tutti uniti, lanciamo il nostro appello al solo voto utile che conosciamo, il voto utile alla città e ai cittadini di questo territorio. Sono gli ultimi giorni di una campagna elettorale difficile ed intensa. Un PD forte sarà garanzia di successo e di stabilità. In un paese governato da chi specula sui terremotati, da chi ogni giorno cerca di cancellare le regole della nostra democrazia, da chi quotidianamente fa scoppiare uno scandalo, noi abbiamo candidato due persone serie,
Due persone oneste e competenti. Manca poco al voto. Vale la pena non perdere più nemmeno un minuto. È il momento di stare ancora di più di quello che abbiamo fatto tutti in questi giorni insieme alle persone e di parlare con loro, con ognuno di loro, di dimostrare quanto ognuno di noi abbia a cuore la nostra città e il suo futuro. Ciascuno di noi può fare la differenza. Dimostriamo a noi stessi che sappiamo convincere, che sappiamo portare la gente al voto per una Venezia nuova e diversa e per un Veneto nuovo e diverso. Dimostriamo con le parole e con le azioni che siamo il cambiamento che vogliamo vedere. Lavoriamo tutti insieme per ottenere un grande risultato, per avere Giuseppe Bortolussi governatore del Veneto e Giorgio Orsoni sindaco di Venezia. Grazie ad Alessandro.